Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima in diretta del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia di Anna Buchhofer di Adiconsum. Buongiorno, grazie per essere tornata nei nostri studi. Allora, l'estate si sta avvicinando. Fra l'altro, estate è di solito anche un periodo di scadenza, un periodo in cui bisogna fare attenzione a parecchie cose, ed è anche un periodo, questo probabilmente, come dire, magari anche per caso, in cui Adiconsum raccoglie anche frutti di alcune battaglie che sono battaglie forse esagerate, ma comunque sono del proprio impegno, mettiamolo così, è più seria come frase. E quindi oggi noi ricorderemo un po' di scadenze, eccetera, ma faremo anche il punto su alcune iniziative che vi hanno coinvolto, a partire da questo degli airbag di alcune automobili, no? Esatto, come penso che buona parte degli ascoltatori ricorderanno, l'anno scorso da parte del gruppo Citroën Stellantis erano pervenute delle lettere dove invitavano determinate possessori di due modelli della Citroën di non utilizzarli in quanto era pericolo che questi airbag scoppiassero e che potevano anche causare purtroppo anche fatti di incidenti gravi di morte. E pertanto mettendo nel panico le persone, perché si trovavano improvvisamente a non poter utilizzare le automobili che buona parte anche le servono per andare a lavorare, per accompagnare i figli a scuola, e ognuno insomma utilizza l'auto per i suoi problemi e si sono ritrovati improvvisamente a non poterle più utilizzare. E da questo fatto la Citroën, il gruppo, aveva mandato una lettera e poi una raccomandata dove c'era tutta una trafila che probabilmente le persone le hanno interessate, le hanno già passate, dove a un certo punto arrivava anche un codice. Questo codice doveva essere comunicato all'officina autorizzata e questa officina provvedeva con questo codice a ordinare il pezzo di ricambio. Purtroppo questo pezzo bisognava prendere ovviamente l'appuntamento, i tempi si dilungavano e il tutto, iniziato l'anno scorso a memoria mi sembra maggio-giugno, si è concluso o si avrebbe dovuto concludere a gennaio di quest'anno. E ovviamente per le persone la cosa non finisce qui. Come Adiconsum e altre associazioni hanno fatto delle rivolte al Tribunale di Torino competente e sono state ammesse a questa, chiamiamola, azione di classe, la famosa class action, per chiedere il risarcimento dei danni che hanno subito queste persone, perché alcune hanno dovuto prendere delle automobili a noleggio, comunque il disagio e tutto questo. E come Adiconsum in questo momento stiamo raccogliendo abbiamo istituito una preadesione che terminerà il 30 di giugno, in modo tale da quando il Tribunale di Torino, che ha stabilito l'udienza per il 21 novembre del 2025, nel frattempo dovrà dire quali sono le modalità per presentare questo ricorso e pertanto noi raccogliamo intanto le domande delle persone che sono interessate per essere pronti in modo tale da poter poi partire con... C'è un termine? Il 30 giugno. 30 giugno. Le domande devono essere, arrivare da noi per poter a nostra volta poi interessare i legali che seguono la pratica, e appena il Tribunale stabilirà le modalità per poter aderire, a quel punto noi saremo più chiari e daremo tutte le istruzioni. Poi si è chiusa anche un'istruttoria avviata da Antitrust per quanto concerne Enel Energia per possibile pratica commerciale scorretta. Questa è una segnalazione di Adiconsum Sardegna.
Esatto, era la Adiconsum di Sardegna che era quella che è partita per prima, che si è rivolta all'antitrust e dopo seguita anche da altre associazioni, e questo si riferisce al fatto che come gli utenti sanno, in caso di modifiche delle condizioni economiche l'operatore deve dare questa comunicazione almeno 3 mesi prima dell'entrata in vigore di queste modifiche. Sembrerebbe che quelle modifiche che dovevano entrare in vigore il 1° giugno del 23 o non sono partite o non sono arrivate o hanno avuto un qualche cosa che l'utenza non è stata messa al corrente di queste modifiche e pertanto l'Enel ha provveduto di metterle in carico e ovviamente erano degli aumenti di tariffe e le persone non hanno potuto prendere dei provvedimenti prima, perché come è noto, se io non sono d'accordo con queste modifiche posso o trattare con l'ente o addirittura scegliere un altro fornitore. Questa battaglia è stata anche accettata dall'antitrust, che è tutta una delibera lunghissima dove loro hanno fatto tutte le analisi, le ricerche e hanno convenuto che effettivamente le cose sono andate così e pertanto l'Enel si è impegnata in qualche maniera a venire incontro all'utenza praticamente facendo degli sconti, un ricalcolo praticamente sulle tariffe applicate. E questo ovviamente sarà rivolto soltanto alle forniture che dovevano essere modificate in questa data che ho detto, il 1° giugno del 23. E l'Enel sta provvedendo a fare tutti i ricalcoli che troveranno, per quanti sono ancora clienti dell'Enel, in una delle fatture successive, ritengo non prima di luglio-agosto che potranno essere questi ristorni, mentre gli altri riceveranno una lettera, come ormai è un po' di consuetudine, da poter andare a incassare presso un ente bancario o le poste, indifferente. Pertanto direi un'altra battaglia che ricordiamo che le modifiche delle condizioni economiche devono pervenire all'utenza, ma devo essere cosciente. Infatti anche l'ARERA ha modificato le modalità con cui l'utente deve essere informato, cioè deve essere certo che deve dare la prova che io ho ricevuto la comunicazione, perché è facile dire io ho mandato ma io non ho ricevuto, può andare persa, cioè tante sono le modalità che in tutti questi anni, perché questo è il risultato comunque di battaglie di anni e pertanto finalmente questa è una soluzione per questo, perché sembrerebbe che addirittura una 40.000 di utenti sono interessate a questa situazione, ma questo è stato anche la partenza per stabilire finalmente che il fornitore deve dare la prova che lui ha mandato la comunicazione, ok, e ha fatto quello che doveva fare, ma anche l'utente ha ricevuto la comunicazione, perché se no è facile dire ho mandato, sì, ma certo, non ho ricevuto nulla. Allora, poi invece c'è, sempre per quanto riguarda, parliamo di bollette, un bonus una tantum per la bolletta della luce. Quello è un provvedimento che è stato preso in questo caso dal governo e ultimamente l'ultimo passaggio ovviamente sappiamo che è stato approvato dal Senato e pertanto è diventata legge. E questo ricordo che questi 200 euro che verranno erogati in 3 rate, molto probabilmente a partire da luglio, pertanto luglio, agosto e settembre, e sono destinate alle persone che hanno un ISEE fino a 25.000 euro. Pertanto chi riceve già il bonus energia in quanto ha un ISEE di 9.530 hanno già in automatico riceveranno anche i 200 euro. Tutti gli altri che hanno un ISEE superiore ai 9.530 ma inferiore ai 25.000 avranno diritto anche a questi 200 euro. Ricordo ovviamente che è necessario aver fatto l'ISEE quest'anno.
Ricordo ancora in più a quanti magari non hanno pensano di non aver diritto, che l'ISEE sarebbe utile di farlo ogni anno entro gennaio, in quanto ormai tutte le, adesso per esempio sono per le case dell'ATER eccetera, qualsiasi cosa è sempre legata al risultato dell'ISEE. Quanti non hanno fatto l'ISEE perché o non sapevano o ritenevano di non aver diritto, eventualmente di provvedere a rivolgersi al CAF, anche il nostro in Piazza Dalmazia, e fare l'ISEE e vedere se, stando dentro nei 25.000 euro, hanno diritto a questo importo di 200 euro. Allora, poi c'è un'ultima cosa per il momento, perché abbiamo 4 minuti, credo che ce la facciamo. C'è un nuovo regolamento per contrastare la pratica dello spoofing. Lo spoofing, che detto in altre parole è la presa in giro, ma effettivamente è una presa in giro, e riguardano tutte quelle quello che noi siamo tormentati ogni giorno con tutte le chiamate e che noi raccomandiamo sempre di non rispondere, che sono le famose chiamate che si palesano come il nostro fornitore, il nostro operatore telefonico, e sembra che sia una telefonata che viene magari con il prefisso italiano e pertanto tranquillamente rispondiamo, ma come già ripetuto tante volte, queste telefonate non molto spesso e volentieri vengono da call center che si trovano all'estero, e con i famosi sistemi del VoIP in qualche modo viene mascherata la telefonata, il numero di uscita, e sembra che in realtà sia un numero interno nostro italiano che chiama, e pertanto inconsapevolmente magari rispondiamo. Questo è un altro battaglia che hanno fatto le associazioni dei consumatori, tra cui anche ovviamente la di Consum, di poter in qualche maniera lottare contro questo sistema. La GCOM ha fatto questa delibera dove gli operatori avranno l'obbligo, per quanto possibile ovviamente, perché con la tecnica moderna è difficoltoso anche questo, e di bloccare tutte quelle telefonate che provengono dall'estero in entrata pertanto, e che poi sono camuffate con questo numero invece interno. Queste telefonate verranno bloccate. Questo blocco comunque non è una cosa immediata, perché tecnicamente è comprensibile che è una cosa abbastanza complicata e lunga, però dovrebbero essere attive entro 3 mesi per le chiamate dai telefoni fissi e entro 6 mesi per le telefonate sui cellulari. E questo direi che forse potrebbe essere, chiaramente non è una cosa immediata, però stiamo sulla strada che pian pianino speriamo che ce la facciamo. Già, perché questa è una delle cose più fastidiose e non corrette, certo. Il fatto che appunto spesso e volentieri arrivano queste chiamate convinti di parlare col nostro fornitore, col nostro operatore, che ci raccontano tutte l'altra raccomandazione a un certo punto è sempre quella anche, numeri sconosciuti non rispondere, certo. Anche dal momento che continuano purtroppo avanti le storie delle truffe. Altro discorso, non rispondere al telefono, non cadere nell'inganno, non credere alle telefonate che riceviamo, anche per quanto che possono spaventarci. Sì, perché poi c'è anche questo da dire. Esatto, non che ci prendano ovviamente con motivi personali, panico, eccetera, assolutamente no. Qualsiasi cosa ci accertiamo, ci informiamo, ma non cadere nel tranello. Allora, abbiamo pochi minuti davvero. Io direi, facciamo così, ricordiamo gli orari e le aperture di Adiconsum. Allora, Adiconsum è in Piazza Dalmazia numero 1, presso la sede della CISL, dove ci sono anche gli altri uffici del patronato INAS e del CAF, oltre che l'Adiconsum, e siamo presenti praticamente tutta la settimana, ogni giorno alla mattina in particolare, e il nostro numero di telefono è il 040 6791 335 e siamo disponibili
disposizione per i chiarimenti di tutte queste cose che abbiamo parlato in questo momento o eventuali altre problematiche che riguarda il consumerismo. Ci sono, non mi ricordo mai, ci sono anche sedi distaccate di Adiconsum o forse le confondo con i patronati? Sì, che sempre diciamo la stessa famiglia. Sì. Okay, sì, quindi, il CAF e l'INAS ha le sedi, le abbiamo in via Manzoni, a Muggia, a Opicina e in strada Vecchia dell'Istria. Okay, quindi insomma la città è abbastanza coperta da questo punto di vista. Magari chiamando il nostro numero, ovviamente alle volte se la persona tipo da Muggia non è che la facciamo venire a Trieste. Certo, si può anche. Esatto. Grazie allora ad Anna Buchhofer, sempre molto gentile per essere stata con noi, buon lavoro, buona estate. Grazie altrettanto a voi. Adesso andiamo in pubblicità e poi il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Il referendum di domenica e lunedì, l'attesa per la ratifica della nomina di Antonio Gurieri a Presidente del Porto, ancora sul terzo mandato, il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga a tutto tondo assieme ai giornalisti. Domenica e lunedì si vota per il referendum, c'è una polemica a livello nazionale, lei come si muove? Mi sembra assolutamente strumentale la polemica. Proprio per il referendum esistono più scelte, la scelta di votare sì, la scelta di votare no, la scelta di astenersi. È una scelta molto chiara, una scelta civica e quindi è successo decine di volte in passato da tutte le parti politiche. Non capisco perché questa volta, perché i referendum sono proposti a sinistra, è vietato astenersi. È qualcosa di particolare. Vivono un concetto di democrazia, la sinistra a loro uso e consumo. La democrazia è anche quella di dire non vado a votare oppure non ritiro le schede. È democrazia perché è una scelta libera del cittadino. Altra cosa è il disinteresse, altra cosa è la scelta consapevole. Lei cosa farà, se possiamo? Io ovviamente mi asterrò dal voto perché sono profondamente contrario al referendum, in particolar modo quello sulla cittadinanza facile, e utilizzo democraticamente uno strumento affinché la cittadinanza facile in Italia non ci sia. Ringrazio il commissario Torbianelli che sta facendo un ottimo lavoro al porto, mi auguro però ovviamente che la situazione si risolva il prima possibile. Il MIT mi ha proposto, come sapete, un nome di un presidente, io ho dato l'assenso dovendoci essere l'intesa e spero che il Parlamento operi nel più breve tempo possibile. Magari poi il terzo mandato ci sarà, questo non lo so, però detto questo secondo me uno non deve fermarsi a dire finisce il mandato, tutto quello che faccio va bene, tutto quello che consegno non va bene perché non sarò io a tagliare il nastro. Il rischio ovviamente esiste, no? Una crisi di dover far tutto e subito quando invece le progettualità di medio periodo sono quelle che premiano una comunità. Sarò più esplicito del collega, nel caso è pronto a candidarsi a sindaco di Trieste? No, non so. Queste sono domande, lei è esplicito e la mia risposta non esiste perché il Consiglio sta ancora una discussione in piedi e non posso ovviamente dire vado da una parte, vado dall'altra, potrei anche non andare da nessuna parte e fare altre scelte, insomma non è che... Anche a Roma? Ma ribadisco anche magari non fare più magari politica attiva, sarò sempre appassionato, vediamo insomma cosa succederà da qui ai prossimi anni. In Consiglio Comunale domani partirà l'esame della variante per la cabinovia, oltre 3.000 osservazioni e centinaia di emendamenti da discutere nella 3 giorni d'aula. È una vera e propria montagna di carte quella che attende il Consiglio Comunale di Trieste a partire da domani alle 13 fino a venerdì. Si tratta della variante urbanistica Accesso Nord necessaria per la realizzazione della cabinovia e solo contro questa proposta sono arrivati ben 3.136 atti di contrarietà. Nel dettaglio i cittadini hanno presentato 3.099 osservazioni, proteste scritte, richieste di revoca, analisi tecniche e moduli precompilati. Accanto a queste ci sono 37 opposizioni formali da parte dei residenti che rischiano l'esproprio. In più, contro gli atti di esproprio sono state depositate altre 126 osservazioni, di cui 77 da proprietari di casa, che verranno discusse una per una, e 49 da non proprietari, che saranno trattate insieme. Per gestire tutto questo, il Consiglio ha programmato 33 fasi di voto, ognuna con interventi da 10 minuti per consigliere. Un lavoro enorme che rischia di durare diversi giorni. Ci sarà un'illustrazione della delibera,
poi ci sarà un primo e un secondo intervento come previsto dal regolamento, i tempi in quel caso sono raddoppiati, e poi c'è la discussione di tutte le osservazioni opposizione. Le osservazioni sono state raggruppate in famiglie perché sono simili come argomento, anche come controdeduzioni. Ho organizzato 3 consigli comunali, credo che diamo la possibilità a tutti i consiglieri di potersi esprimere, tutti quei consiglieri che rappresentano i cittadini, e poi magari andare in votazione serenamente, perché questo è l'obiettivo. Ci sono poi gli emendamenti, circa 300, presentati per lo più dall'opposizione. Non tutti saranno ammessi, quelli con parere tecnico negativo infatti verranno scartati. Il clima in aula si preannuncia teso, il centro-sinistra ha annunciato un'opposizione durissima. Nel frattempo il futuro della cabinovia resta appeso a migliaia di pagine, centinaia di votazioni e a un confronto politico che promette scintille. E il Comitato Nuovo Via ha rivolto un appello ai consiglieri comunali che a partire da domani analizzeranno la variante urbanistica collegata al progetto della cabinovia. Il Comitato Nuovo Via ha rivolto un appello ai consiglieri comunali in vista dell'avvio del dibattito sulla variante urbanistica che consentirebbe l'avvio delle opere per la cabinovia. Quale? Abbiamo rivolto un appello perché siamo convinti che solo le pietre non cambiano idea e confidiamo nell'esercizio della democrazia fino all'ultimo momento. Quindi questa è una grande occasione, partendo proprio dalla discussione della variante, per poter affrontare nella sede opportuna, che è il Consiglio Comunale, quel dibattito che è mancato fin dal primo inizio. L'appello qual è? Richiamiamo tutte le ragioni per le quali noi ci siamo mossi fin dal primo inizio, invitando i consiglieri a prenderne atto. Riteniamo che le risposte che sono state date in sede di controdeduzioni non colgano la portata delle problematiche, anche perché lo dimostra il fatto che su 3.136 osservazioni e opposizioni nessuna è stata colta, quindi vorremmo che questa fosse l'occasione per chiarire non solo all'interno dell'Aula ma anche alla cittadinanza una volta di più le ragioni che ci hanno portato in maniera democratica a manifestare l'opposizione a questa opera che riteniamo sia sempre inutile, insostenibile, insicura, impattante, e quindi è l'ultima occasione di parlare in un organismo democratico come quello del Consiglio, e ci appelliamo a tutti i consiglieri, a prescindere dalle parti politiche che loro esprimono, per fare un ragionamento a tutto tondo, posto che soprattutto siamo in attesa dei verdetti della TAR che potrebbero far saltare tutto quanto e quindi rendere inutile tutto questo lavoro che è stato fatto. Allora, non facciamo attendere troppo l'ispettore Schillani, che è collegato con noi dalla sala operativa della Polizia Locale. Buongiorno ispettore, le cedo subito la linea per le consuete comunicazioni per quanto concerne viabilità e traffico. Sì, buongiorno a lei, dottor Bosazzi, e a tutti i telespettatori. Innanzitutto la mattina trascorsa con interventi di routine abbastanza impegnativa, perché il primo giorno feriale dopo il lungo ponte del 2 giugno abbiamo avuto parecchie richieste per ordinanze ai lavori, per i nuovi cantieri, quindi per sgomberare le aree e permettere questi lavori. Questi lavori ricordo che sono in Campi Elisi, tra la via Loide e via San Marco, ricordo inoltre che ci sono lavori di potatura sulle via San Pasquale e via Marchesetti, quindi fare attenzione ai divieti e agli operai che stanno operando. Inoltre ricordo sempre che per lavori, ma questa volta di segnaletica da parte dei trasporti, siamo nella zona di Borgo San Sergio, ci sono alcuni divieti perché verranno create delle nuove fermate per la Trieste Trasporti per delle modifiche alle linee del servizio pubblico. Per quanto riguarda la segnaletica, ricordo anche che è in atto da parte del Comune, delle ditte stanno operando per rifacimento di segnaletica orizzontale. Queste ditte stanno operando nella zona di Corso Cavour, via Roiano, viale Miramare. Fare attenzione ai cantieri mobili, ai birilli che vengono disseminati lungo la carreggiata e soprattutto ai cantieri notturni, perché questi lavori si svolgono sia in orario diurno ma soprattutto notturno. Gli unici rallentamenti che devo segnalare nella giornata odierna sono in zona Ponterosso, c'è un mercatino, quindi qualche rallentamento sulle via Roma, ma nessun intasamento vero e proprio. Manifestazioni per il pomeriggio e giornata di domani non ho da segnalare.
invece giovedì ci sarà l'anniversario di fondazione dell'Arma dei Carmeli in Piazza Unità, quindi potrebbe esserci dei rallentamenti sulle rive, non ordinanze di chiusure, non dovrebbe essere chiuse le rive, però sicuramente durante la mattinata dei rallentamenti. Per l'occasione per ribadire che le rive oggi e fino a domani per l'arrivo delle navi crociera è ancora interdetta l'area di sosta antistante la stazione marittima, quindi la riva Mandracchio, riva Nadario Sauro, l'area di parcheggio illimitata, transennata, quindi una riduzione dell'area di sosta. Altre cose al momento non ho da segnalare, ci sono davanti a studio le strutture e le linee. Grazie Ispettore Schigliani, buona giornata e buon lavoro. C'è stato un incidente ieri fra 3 auto intorno alle 21:40 sulla strada Scostiera all'altezza della cosiddetta Tenda Rossa. La giovane conducente al volante del primo veicolo ha sbandato rischiando di finire fuori strada. Gli altri 2 mezzi l'hanno tamponata. La ragazza è rimasta ferita in modo serio ma non è in pericolo di vita. È stata trasferita con l'ambulanza in codice giallo all'ospedale di Catinara, illesi gli altri conducenti e i passeggeri degli altri veicoli. A causa del sinistro si sono registrate code e rallentamenti per oltre 2 ore, quando sono stati rimossi definitivamente i mezzi incidentati. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale. E un mezzo pesante si è incendiato all'alba di oggi, attorno alle 5, mentre viaggiava sulla carreggiata ovest in direzione Venezia dell'autostrada A4 all'uscita del casello di San Stino di Livenza. Per consentire lo spegnimento delle fiamme e l'arrivo dei soccorsi è stato chiuso il tratto tra Portogruaro e San Stino, con uscita obbligatoria a Portogruaro e reindirizzamento del traffico lungo il bypass A28-A27 per i veicoli provenienti da Trieste. Le operazioni si sono concluse verso le 8. Resta ancora chiusa l'uscita di San Stino di Livenza per consentire la rimozione del mezzo. Intorno alle 7:30 si è verificato un altro incendio. Ha preso fuoco un furgone che transitava sull'autostrada A34 Villesse-Gorizia nel tratto tra Gradisca e Villesse in direzione Villesse. Si sono formate ovviamente code per chi proveniva da Gorizia. In entrambi i casi non ci sono state conseguenze per i conducenti dei 2 mezzi che sono usciti dai rispettivi abitacoli prima che l'incendio divampasse. Lungo strada per Basovizza e fino al bivio ad Acca c'è un solo punto dove sono presenti le strisce pedonali. Una segnalazione arrivata alla nostra redazione ci ha chiesto di fare un sopralluogo. Siamo in strada per Basovizza perché diamo riscontro a una segnalazione che ci è arrivata molto spesso tanto a Sveglia Trieste quanto in redazione, che riguarda proprio questa strada. Qual è il problema? Il problema è che dall'incrocio che divide via Valerio con strada per Basovizza, quindi venendo dall'università, ecco, da quell'incrocio fino alla cava, alla zona della cava, c'è solo un passaggio pedonale. C'è da dire che cosa? Che nel primo tratto, salendo verso il bivio ad Acca, ci sono ancora abitazioni, ci sono accessi a condomini in particolare, sia lato destro che lato sinistro, non ci sono più passaggi pedonali, ci sono però fermate dell'autobus e quindi la mancanza di strisce pedonali, in aggiunta alla alta velocità, qui il limite è 50, in alcuni tratti è 30, ma in particolare per poter entrare nelle strade diciamo secondarie e laterali, il discorso si allaccia molto spesso con la necessità di scendere dall'autobus e attraversarla con le auto che arrivano a gran velocità e quindi anche la pericolosità nell'attraversamento proprio laddove non ci sono punti deputati. Più in giù invece dall'incrocio verso l'università abbiamo visto come siano stati realizzati degli attraversamenti protetti, quindi quello spartitraffico a centro carreggiata che permette sia da un lato che dall'altro di poter attraversare e avere quello sfogo centrale laddove ci siano tanti veicoli che passano, permettendo così ai pedoni di poter attraversare in sicurezza. Slitta giovedì, sempre con ritrovo alle 18:30 in Piazza della Borsa, il corteo di protesta dei tifosi della Triestina contro la proprietà americana della società.
Mentre si attendono notizie sul pagamento degli stipendi in casa triestina e conseguentemente all'iscrizione al campionato che scade venerdì, è stato rinviato a giovedì sera il corteo di protesta dei tifosi della Triestina contro la dirigenza della società rossa labardata. Questa a causa del presidio previsto per domani sera in Piazza dell'Unità del comitato Nuovo Via in concomitanza con la discussione in Consiglio Comunale. L'appuntamento è quindi per giovedì 5 giugno in Piazza della Borsa alle 18:30, poi il corteo si dirigerà verso Piazza Unità. Così si legge sul volantino diffuso sui social dal nucleo San Giacomo: Trieste merita rispetto. Dopo l'ennesima situazione imbarazzante, dopo l'ennesima presa in giro da parte di questa società, chiediamo un intervento delle istituzioni nelle persone del sindaco di Piazza e del presidente della regione Fedriga. A questi soggetti chiediamo chiarezza, scrivono i tifosi, sulle sorti della nostra amata Unione e pretendiamo che gli stessi esprimano il loro punto di vista sulla situazione. Pertanto chiamiamo a raccolta tutta la tifoseria labardata. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo con altri servizi, rimanete insieme a noi. Si è celebrata ieri in Piazza Unità d'Italia la festa della Repubblica. In occasione dell'alzabandiera solenne è stato issato un tricolore gigante anche sul palazzo della Giunta regionale. Trieste indossa il tricolore per celebrare in un'assolata e affollata Piazza dell'Unità d'Italia la festa della Repubblica. Un contorno di triestini e turisti da ogni angolo del mondo ha fatto da cornice all'ingresso delle autorità militari e civili per assistere a un'alzabandiera da brividi per il 79° anniversario della fondazione. Oltre ai tricolori sui lampioni delle rive, quest'anno si è voluto adornare di bianco, rosso e verde sia il sedime della piazza che il Palazzo dell'Oid, che ospita la sede della Presidenza della Regione, con una bandiera di 20 metri di altezza per 14 di larghezza, issata dai Vigili del Fuoco. Una chicca in più che ha permesso centinaia di scatti e selfie made in Italy, soprattutto ai tanti stranieri in piazza, fra cui gli americani sembravano la comunità più folta, anche per la concomitanza della toccata croceristica alla stazione marittima. Dobbiamo ringraziare Alberto Maiolo, che è il comandante dei Vigili del Fuoco, che ha avuto questa idea. Credo che nessuna piazza d'Italia oggi può godere di uno spettacolo simile. Il 2 giugno un momento importante, in particolar modo in una città come Trieste, che poi è legata anche al suo ritorno all'italianità. Basta girarsi e vedere quanta gente. Sai, un'alzabandiera a Trieste è un avvenimento, è qualcosa di straordinario. La gente viene giù, proprio si vede l'amore per la città e per la patria. Ma io direi un piacere in più per i Vigili del Fuoco poter fare un qualche cosa di particolare per questa città. È stata un'idea del prefetto Signoriello, che voleva quest'anno fare qualcosa di diverso. Noi l'abbiamo garantita grazie al personale del comando, ai SAF soprattutto, che l'hanno issata e che nel pomeriggio con una manovra faranno contemporaneamente dai Pili e dal Palazzo della Regione anche l'ammaina bandiera. Ieri c'è stata una cerimonia anche a Re di Puglia, c'è stato un intervento, un discorso tenuto dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Possiamo rivedere. L'acido corrosivo del relativismo sembra dissolvere i valori tradizionali, rendendoli oggetto di indifferenza e persino di derisione. Eppure, quando suona la campana a martello della guerra, come sta accadendo ora a poche centinaia di chilometri da qui, la dura realtà ci ricorda che l'indipendenza si difende con il coraggio e con le armi. Come la giustizia, che senza la spada sarebbe umiliata e impotente, anche la libertà è fondata sulla forza militare. Ed è questo l'avvertimento che ci inviano le bocche mute di questi morti. Onorando la Repubblica in questo giorno di festa, noi onoriamo il loro sacrificio,
E questo è il passaggio più significativo del discorso tenuto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio al Sacrario di Re di Puglia in occasione della celebrazione del 2 giugno. Il ministro ha spiegato i concetti di patria, onore e dovere. La commemorazione del 79esimo anniversario della fondazione, organizzata dal Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia e presieduta dal generale di Corpo d'Armata Maurizio Riccò, comandante delle Forze Operative Nord, ha avuto inizio con lo schieramento del Reggimento Interforze. I reparti delle 4 Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato, preceduti dalla musica d'ordinanza della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli e della bandiera di guerra del 3° Reggimento Artiglieria Terrestre della Brigata Alpina Iulia, e seguiti dai labari delle associazioni combattentistiche d'arma e dai gonfaloni dei comuni decorati al valor militare della regione, hanno percorso la via eroica per schierarsi nell'area sacra. La deposizione di una corona d'alloro da parte del ministro e la contestuale resa degli onori ai caduti sono stati i momenti culminanti della cerimonia. Il sacrario militare di Re di Puglia, realizzato dall'architetto Giovanni Geppi e dallo scultore Giannino Castiglioni, inaugurato nel 1938 ed edificato nei luoghi teatro di aspri combattimenti durante la Prima Guerra Mondiale, custodisce le spoglie di 100.187 caduti italiani, a cui è andato poi il ricordo del ministro Nordio. Tutti questi e altri 1000 noti e ignoti sono oggi qui con noi, in questa Repubblica democratica, pacifica e stimata. Ecco, di questa Repubblica democratica, pacifica e stimata, noi oggi celebriamo la festa con l'orgoglio di seguire l'esempio di tutti questi nella via del patriottismo, della libertà e della giustizia. Sentiamo ora quali sono le novità per Piazza Perugino. A breve interverremo anche in Piazza Perugino, che sapete bene essere un po' uno scoglio duro purtroppo per come viene mal vissuta da taluni elementi. Proprio mercoledì sono stato con gli uffici del Servizio Verde a vedere alcuni piccoli interventi che potrebbero migliorare quell'area, magari da realizzarsi adesso, congiuntamente a un piccolo intervento che ho desiderato cogliere, diciamo, al volo da parte di alcuni ragazzi per la pitturazione con dei graffiti, dei murales di quelle che sono le vasiere grandi. Sì. Anche la sinistra riconosce che quella piazza non è che sia venuta poi così bene, perché si scontrano, come si scontra nella piazzetta Giardino Leonor Fini in Viale Miramare, il fatto di aver creato un'autorimessa al di sotto, sottostante e l'impossibilità sopra di mettere una gran quantità di verde. Se voi andate lì, vedete, c'è una soletta di 10-15 cm al massimo di terra, per cui difficilmente si riesce a fare attecchire qualcosa. Diverso da quello che è stato fatto a Roiano, dove sulla base di quelle che erano le esperienze precedenti il verde è stato creato in tutt'altra maniera. E cosa si può mettere in Piazza Perugino? In Piazza Perugino rimetteremo ovviamente alcune alberature, che siano leandri, che siano la gestroemia all'interno delle vasiere che necessitano meno irrigazione. Verranno pitturate, come dicevo, le vasiere. Ho chiesto ad Acegas proprio l'altro ieri di poter provvedere alla pitturazione del muretto, sperando che vi sia una maggiore attenzione da parte di chi poi usufruisce di quella piazza, che per me dovrebbero essere i bambini. Ieri quando giravo vedevo i tricicli nascosti nelle aiuole assieme ad altre cose, per cui vorrei tirare via, anzi abbiamo inteso di tirare via le recinzioni, e per questo anche per cercare di curare un poco di più quella zona. Torniamo a Barcola, vediamo l'estate che è scoppiata appunto in corrispondenza del ponte. Con temperature che hanno sfiorato i 30 gradi nel ponte del 2 giugno è di fatto scoppiata l'estate, ed ecco che fioccano le brandine nel baule dell'auto sul portapacchi dello scooter e si fa rotta verso Barcola. Un po' di relax dopo tutti gli impegni della settimana che deve ancora iniziare, ci sta mettersi qua a Barcola, un po' di sole, qui in baracchino che c'è sempre un clima perfetto per rilassarsi. Beh, il sole completo no, perché è appena velato, si sta all'ombra, è quasi freschetto, al sole si sta benissimo. Si pensava ci fosse più gente, però tutto ok, è andata bene come sempre qui a Barcola. Sì, siamo contenti che finalmente fa caldo e speriamo andare avanti bene così.
Ma guardi, ho cominciato l'altro ieri e sono già abbronzato. Sono qua a Barcolano. Tintarella, primi tuffi, briscola e spritz la fanno da padrone sulla riviera, in cui anno dopo anno si vedono anche i turisti che, al netto della visita in stile città d'arte, non disdegnano un bagno di mare in salsa nostrana, abbarbicati sugli scogli o sui pontili attrezzati, piuttosto che all'ombra della pineta. La stagione in riviera è ufficialmente iniziata. Beh, finalmente è arrivato il caldo, insomma abbiamo visto c'è parecchia gente, parecchi turisti, abbiamo notato ci sono molti austriaci e anche ungheresi abbiamo notato, quindi fa piacere di vedere persone che vengono da altre città e vengono qui. Ci sono anche molti veneti, anche ieri e oggi ci sono molti veneti, quindi la giornata si è presentata molto bene sia ieri che oggi. C'è un bel via vai di persone. Bella sole, tranquilli, qui sulla Trieste che mi sembra a Napoli, qua ci sta la Pineta che mi sembra la villetta comunale, assieme a tanti bambini e tanto caldo. No, si sta molto bene, soprattutto dopo le giornate di lavoro, queste 3 giornate di relax, si sta molto bene, sì. Allora, possiamo chiudere, ci vediamo alle 17:55 con Trieste in diretta e poi alle 19:30 con il telegiornale. Grazie a tutti per essere stati con noi, a più tardi e buon pomeriggio.